fatto a dicembre 2013 dalla Costituzione della società. Così meglio? Chiedo scusa. Rispetto all'annuncio che era stato fatto a dicembre del 2013 della Costituzione della società che gestirà, diciamo, il termine consiglistico a Chioggia, volevo capire se era già stato più o meno abbozzato un calendario con le tappe, perché se non ricordo male si diceva allora che una volta costituita la società poi sarebbero state messe in vendita alcune quote, cioè diciamo, la Camera di Commercio faceva il primo passo costituendo la società e poi sarebbero state messe in vendita delle quote via nel tempo per aprire ad altri soggetti soci del Chioggia del Crociere. E poi se i tempi, le tempistiche che sono state delineate, che si delineano sino ad oggi, sono compatibili con i calendari commerciali degli operatori crocieristici, cioè degli armatori. Grazie. Gli operatori crocieristici a Miami 10 giorni fa sono stati sottoscritti i contratti per le attività crocieristiche 2015. Miami è il mercato mondiale importante. Come Camera di Commercio abbiamo statuto, abbiamo le risorse, abbiamo le delibere e siamo pronti a costituire le società. Quindi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Ho sentito parlare più velocemente. Io sono più vecchio, lo vedo, chi ha meno tempo di tutti sarà sottoscritto. Perciò evviva la velocità, al centro all'ora, ci mettiamo d'accordo. Per quanto attiene ai soldi c'è un processo che parla dall'azienda. La Camera di Commercio, nel procedimento di società, rimarrà all'interno della società per 5 anni, perché lo Statuto della Camera di Commercio prevede che la Camera dia avvio a iniziative nuove, faccia insieme con altri attori i primi passi, ma poi deve ritirarsi e lasciare al privato l'attività e iniziare magari altre attività, dimostrare altre. Qui abbiamo il dottor Costa, segretario generale, sotto il profilo della procedura, comunque le società e i passi successivi, se mi dà una mano, a ognuno il suo ruolo. Io ho solo il compito di dire sì o no, di decidere, ma dirigente che è facente, efficace, risolute, esclusivamente. Prego, se posso Grazie Presidente, grazie